È stato un pomeriggio da dimenticare quello di ieri per Porto Empedocle, dalle 15 in poi fuoco e fiamme in Contradapero. Da lì è stato un susseguirsi di focolai, un via via di soccorritori. Nel cielo una nube nera che ha avvolto la zona sovrastante Lido Azzurro. Molti abitanti impauriti hanno lasciato le loro abitazioni prendendo solo lo stretto necessario. Altre sono state fatte sgomberare. Viabilità in tilt, un tratto della 115 è stato chiuso dall'ANAS. Il sindaco Ida Carmina non ci ha pensato su. Via dal comune, dritta sul posto, con lei in Contradapero anche il vice sindaco Salvatore Urso. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, con loro anche la forestale, la polizia di Stato e persino il questore Maurizio Oriemma. Il forte vento ha reso le operazioni di spegnimento complicate. Poi l'esplosione di una bombola ha seminato il panico, ma anche una macchina è andata distrutta nell'incendio. Le fiamme hanno messo paura, alcuni empedoclini hanno assistito attoniti allo spegnimento, per molti altri è stato un fuggi-fuggi. Intorno alle 20:30 la situazione è tornata nella normalità ed è iniziata la conta dei danni. Centinaia di ettari di vegetazioni sono andati in rovina. Sono scioccata per quanto accaduto e questo è il commento di Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle. Sono voluta andare di persona, ha detto, la situazione era scioccante. Era un inferno, una sorta di inferno dantesco. La macchina organizzativa ha funzionato benissimo. Non penso ci sia una matrice dolosa. Ieri il caldo era torrido, bastava anche una cicca di sigaretta per far succedere quello che di fatto è poi successo. Dobbiamo prenderci cura di Porto Empedocle non trascurando nessun dettaglio. Ieri abbiamo toccato circa 50 gradi. Se qualcuno dovesse vedere anche un minimo focolaio, avvisi subito le autorità competenti. Per il resto ci rialzeremo. E non solo Porto Empedocle. Nel primo pomeriggio di ieri vasto incendio in contrada Moselle sulle montagne di San Calogero Bianco con fiamme che hanno minacciato anche la statale 640. Sul posto grande dispiegamento anche lì di forze dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.